Anziani tra caldo torrido e pandemia. Le strutture vocate alla cura di una delle fasce più fragili della popolazione stanno affrontando la questione sin dall'inizio di questa bollente estate, come ci spiega la referente degli infermieri della casa di riposo Villaldina di Rossano Veneto. Abbiamo sempre monitorato le temperature negli ambienti, cercando di tenerli freschi. Ma accanto al caldo, dicevamo, torna anche lo spettro del Covid. Abbiamo fatto dei tamponi, abbiamo cercato di lasciare libere le visite. Sì. Abbiamo abbreviato i tempi, però le abbiamo sempre lasciate libere, le visite. Abbiamo cercato un pochino di isolare i casi, quei pochissimi casi che abbiamo avuto, e con serenità e con buona collaborazione di tutti quanti. Dal suo canto l'amministrazione comunale è presente nel lavoro di sostegno degli anziani a 360 gradi e pensa già alla ripartenza delle attività post vacanze. E in questo momento il centro ricreativo è in pausa estiva, ma riprenderà il 10 di settembre perché poi da settembre iniziano tutte le attività. Mi preme dire che dopo tanti anni, il 1° di settembre, ci sarà anche il pranzo dell'anziano, ritorna qui a Rossano in collaborazione con la parrocchia e poi dal 12 di settembre ci saranno 4 appuntamenti nelle casette di quartiere proprio dedicati alle persone over 60, dove ci saranno dei intrattenimenti, ci saranno dei giochi, ci saranno comunque l'incontro col fiorista, insomma tante attività per tutti i gusti. Da ottobre inizierà l'Università della Libera Età con gli incontri culturali, però c'è sempre un'attenzione per la nostra fascia, per i nostri anziani.